Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Attira in casa una 14enne, la droga e poi abusa di lei. Arrestato in provincia di Messina un uomo di 31 anni. Frequentava comitive di minorenni e avrebbe tentato la violenza anche con una 13enne. Torna libero dopo 25 anni Giovanni Brusca, il boia di Capaci. Fu lui a premere il telecomando. La vedova Montinaro, questa non è giustizia. Scusaci se non ti abbiamo salvato, dolore e rabbia il giorno dopo i funerali di Santorre, il pasticcere accoltellata donnina da un posteggiatore abusivo. Dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza la decisione di rafforzare i controlli. Causa 19, si corre ai ripari. Schifani annuncia interventi urgenti di ANAS per ridurre i disagi. Dal 20 giugno situazione più fluida. In aumento le banconote false in circolazione in Sicilia. Rimedi: toccare, guardare in controluce oppure usare il POS. Torna al CEP Totò Schillaci, l'eroe d'Italia 90, dedicato al bomber siciliano, un murale nel suo quartiere. Basket, finisce il sogno scudetto per la Trapani Shark che perde anche gara 3. Al Pala Leonessa finisce 92-86 per Brescia. Avrebbe abusato di una ragazzina di soli 14 anni dopo averle fatto fumare dell'hashish. L'uomo di 31 anni è stato arrestato in provincia di Messina. Francesco Triolo. L'avrebbe attirata in un'abitazione isolata, poi costretta a fumare hashish prima dell'aggressione. Con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una 14enne è stato arrestato questa mattina all'alba un 31enne di Patti nel Messinese. Al giovane è stato contestato anche il reato di violenza privata. Secondo il racconto della giovanissima, l'indagato a novembre scorso l'aveva contattata sfruttando delle comuni frequentazioni, creando ad arte i presupposti per trovarsi da solo con lei e approfittando delle sue debolezze caratteriali e della notevole differenza di età, l'aveva attirata in una casa non abitata nella sua diretta disponibilità. Sempre secondo il racconto della vittima, l'indagato, dopo averla attirato ed aver chiuso a chiave la porta dell'abitazione, l'aveva indotto a fumare dell'hashish, così abbassando ulteriormente le sue difese, e aveva proceduto alla violenza nonostante le reiterate resistenze della stessa e pur nella piena consapevolezza della sua volontà contraria. Il 31enne inoltre si sarebbe impossessato del cellulare della ragazza in modo da impedirle di chiedere aiuto. Il GIP di Patti, Andrea La Spada, ha disposto per il 31enne gli arresti domiciliari. E la violenza sulla 14enne non sarebbe stato il primo caso, ha detto il procuratore di Patti Angelo Cavallo commentando l'arresto. Abbiamo avuto riscontri da parte di un'altra 13enne, ha detto ancora il magistrato, che ha confermato che l'uomo avrebbe tentato di abusare di lei. Una persona che frequentava abitualmente ragazze molto più piccole, comitive di 14enni o 15enni, ha concluso il magistrato, era il suo modus operandi per cercare di agganciare ragazze minorenni. Il boss Giovanni Brusca torna libero, fu lui ad azionare il telecomando della strage di Capaci. Ha in tutto scontato 25 anni di carcere. Giusy Lazzara. È libero Giovanni Brusca, il boia che ha premuto il telecomando a Capaci e fatto sciogliere nell'acido il piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del collaboratore di giustizia Santino. A fine maggio sono trascorsi 4 anni di libertà vigilata, stabiliti dalla magistratura di sorveglianza. Era l'ultimo debito con la giustizia del boss di San Giuseppe Jato, responsabile di decine di omicidi e che dopo l'arresto e dopo un primo falso pentimento decise di collaborare con la giustizia. Brusca, killer feroce, aveva conquistato il rango di Scanna Cristiani. Il suo arresto nel 1996 nel Covo, in provincia di Agrigento, poi in carcere ha trascorso 25 anni. Non mancarono le polemiche, l'indignazione per la sua scarcerazione e la decisione di sottoporlo alla libertà vigilata. Adesso il boss, da uomo libero, continuerà a vivere lontano dalla Sicilia, sotto falsa identità, e resterà sottoposto al programma di protezione. In questi anni di collaborazione si è autoaccusato di oltre 150 omicidi. Adesso la liberazione, che nel suo caso, come previsto dalla legge, ha visto applicare i benefici previsti per i collaboratori affidabili. E si riapre una ferita per i familiari delle vittime. C'è poco da dire, la legge è questa, così Alfredo Morvillo, fratello di Francesca, moglie di Falcone, accoglie senza commentarla la notizia della scarcerazione definitiva.
Si dice amareggiata e indignata Tina Montinaro, moglie del caposcorta di Falcone. Credo sia indegno che Brusca sia libero, dice. Aspetto che la società civile si faccia sentire. Noi familiari, da 33 anni, non sappiamo la verità. A Catania ancora forte il dolore e la rabbia il giorno dopo i funerali di Santo Re, il pasticcere accoltellato da un posteggiatore abusivo a Ognina. Ancora il servizio. La cattedrale di Catania ha accolto ieri il dolore della famiglia di Santo Re, il pasticcere accoltellato a Ognina da un posteggiatore abusivo extracomunitario. Il silenzio spezzato dallo strazio della sorella. Eri il piccolo di casa. Quel giorno sei venuto da me sanguinante chiedendomi aiuto. Scusa se non sono riuscita a salvarti. C'è tanta rabbia, non si può accettare una morte così violenta, specchio di tutte le contraddizioni di Catania. E il vescovo Renna, diretto come sempre a dire che il sacrificio di Santo non deve cadere nel vuoto riempito sempre più spesso da mani armate. Quella dei parcheggiatori e altro non è un'attività legale. Catania vuole risorgere e la misura in cui può risorgere è quella che bandisce le armi. Come si fa? Togliendole di mano ai bambini, e sappiamo che tanto male negli ultimi mesi è stato fatto da armi tenute in casa. E Catania vuole risorgere nella misura in cui aiuta tutti quanti a non vivere di espedienti. Nello stesso giorno dei funerali a Catania si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura. Una mappatura dei posteggiatori abusivi e più controllo del territorio come primi provvedimenti. Della sicurezza per quello che riguarda l'apporto che le forze di polizia possono dare in questo momento a Catania, diciamo che è significativo e ripeto, lo vediamo proprio dai dati sull'andamento delle fattispecie criminose che vanno riducendosi non per caso ma perché evidentemente l'azione di contrasto e prevenzione da parte delle forze di polizia è continua. Chiedono giustizia per Santo i parenti per una morte ingiusta come tutte le morti violente. Cassa guasta, uscita libera, non c'è pace per il parcheggio MTS di Corso Sicilia a Catania, finito nel mirino delle forze dell'ordine in seguito alla presenza di extracomunitari che chiedono il pizzo sulle strisce blu. Dopo l'atto vandalico che ha portato al danneggiamento della cassa automatica, la stessa è fuori servizio per un guasto al monitor. Nel frattempo, come annunciato dal presidente Vittorio, a MTS si sta adoperando per mettere in funzione un parcometro nell'area di sosta in questione. Denuncia il figlio che fa uso di hashish. Dal coraggio di una madre i militari sono risaliti ai pusher che spacciavano a Santa Cristina Gela piena degli albanesi 2 uomini e una donna. I 2 giovani compravano la droga a Palermo e la conservavano in casa dei genitori a loro insaputa. La ragazza invece preparava le dosi a casa della zia di 70 anni, anche lei ignara dell'attività della nipote. I giovani raccoglievano gli ordini nel parcheggio della cittadina. E torniamo ad occuparci del caos sulla A19, interventi urgenti da parte di ANAS per ridurre i disagi. Conferenza stampa oggi di Schifani che annuncia dal 20 giugno situazione più fluida. Evitare un nuovo 2 giugno è questo l'obiettivo di Regione e ANAS per far sì che la 19 Palermo-Catania sia percorribile eliminando i tappi legati ai cantieri su Bagheria e Casteldaccia che hanno creato code di traffico chilometriche in questi ultimi giorni, in particolare per la festa della Repubblica. Tripli turni di ANAS per ridurre i disagi nel medio e lungo periodo sono stati annunciati oggi in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans. Entro il 20 giugno, inoltre, sul cantiere di Casteldaccia sarà attivata la doppia corsia in direzione Palermo. Avremo pochissimi cantieri, grazie alla collaborazione e alla disponibilità di ANAS si ridurranno quasi tutti i cantieri, almeno del traffico estivo, proprio per alleviare le sofferenze dei turisti, dei cittadini che attraverseranno questa arteria strategica. Questo è anche un fatto molto importante, io ringrazio il dottor Gemme di questa disponibilità perché sennò sarebbe venuto un mezzo disastro. Sarà inoltre attivato un canale di comunicazione ad hoc per informare cittadini e utenti di ogni situazione specifica di traffico, cantieri e viabilità. Inizialmente, almeno fino al 20 giugno, ancora qualche disagio per la popolazione sul traffico, che però sarà risolto con una logica che abbiamo messo a punto in queste ore per modificare l'assetto stradale realizzando 2 corsie al posto di una. Saranno corsie più strette, avremo una sede di lavoro un pochino più sacrificata, ma sicuramente ridurremo i disagi.
Cominciano a salire le temperature e ad aumenta il rischio incendi. I quartieri catanesi di San Giorgio e Librino sono invasi da cespugli ed erbacce. Basta davvero poco per scatenare i roghi. Tonino De Mano. Enormi cespugli secchi pronti a trasformarsi in inneschi pericolosi. Con l'aumento delle temperature aumenta il rischio incendi e sale la preoccupazione dei cittadini che ogni anno sono alle prese con l'emergenza incendi. Questa è l'attuale situazione sul viale Biagio Pecorino. SOS è già scattato a San Giorgio e Librino, dove vaste aree a ridosso delle abitazioni non fanno dormire sonni tranquilli ai residenti. Perché ci sono tutte queste vegetazioni? Perché di botto può bruciare, anche brucia da sola. Può accendersi qualsiasi cosa e le case sono proprio attaccate, come vedete le case sono attaccate. Il territorio ricade sulla sesta municipalità ed è proprio il presidente Valenti a ricordare gli interventi fatti. So che recentemente è stato effettuato appunto un appalto per quanto riguarda le linee tagliafuoco che dovrebbe cominciare a breve. Linee tagliafuoco che però vengono fatte a giugno inoltrato, non è un po' tardi? Siamo sicuramente un po' in ritardo, non dimentichiamoci comunque che il Comune ha dovuto affrontare delle difficoltà economiche, ma sono certo riusciremo anche ad effettuare questo lavoro. Siamo a ridosso della chiesa della Resurrezione del Signore ed il parco giochi che vi mostriamo è quasi inaccessibile con le erbacce secche che invadono i sentieri rendendoli off limits. Situazione addirittura peggiore nel parco di Viale Nitta. Qui per 2 volte sono state messe a dimora migliaia di piante con fondi europei. Nel luglio 2024 tutte essiccate, nel novembre 2024 ripiantate, lo vedete. Le migliaia di piante che sono state nuovamente piantumate nell'area di Librino rischiano di incendiarsi, considerato che sono ormai coperte dalle erbe spontanee, e mi auguro che l'amministrazione possa intervenire in maniera celere per salvare questo progetto importantissimo per Librino, appunto. Nel giugno 2025 prossime nuovamente ad essiccare e ancor peggio di andare in fumo, per buona pace di chi da queste parti brucia soldi e speranze di rilancio. Nessuna nuova edificazione, quindi consumo zero del territorio, destinare vuoti urbani esclusivamente al verde, ai parcheggi, alle aree di protezione civile, in particolare nella zona di Cibali, riconsegnare il waterfront alla città per farne la terrazza sul mare dei catanesi. Sono alcune delle proposte presentate oggi dai vertici di Confcommercio Catania al percorso partecipativo che condurrà alla definizione del nuovo piano urbanistico generale, il PRG, con un focus sull'area centro direzionale Cibali. Andiamo adesso a Siracusa, dove anche il mercato storico di Ortigia, dopo la vucciria o la pescheria a Catania, diventa sempre più attrazione turistica, perdendo però la sua funzione originaria. Francesco Aloi. Salvate il mercato storico di Ortigia. L'appello rivolto all'amministrazione comunale arriva da chi qui ci lavora. Sindaco, assessore, fate qualcosa per questo mercato, salvatelo, perché è un peccato farlo chiudere. Dai, voi avete il potere e lo potete fare. Fino a qualche anno fa questa strada era piena di siracusani. Oggi invece ci sono loro, i turisti. I residenti non vengono più. I posti auto sono riservati soltanto a chi abita nel centro storico e gli autobus, che il comune ha potenziato, non bastano per portare più persone al mercato. Se una vecchietta di una certa età vuole venire qui a fare la spesa come faceva 30-40 anni fa, purtroppo non gli è più permesso. Molti problemi sono anche la pavimentazione, che siamo proprio dimenticati. La gente cade giornalmente, tutti i giorni cade qua al mercato. Con quello che si vende qui si sfamano centinaia di famiglie, ma se si guarda al futuro ci sono tutt'altro che certezze. Che futuro vedete? Allora, intanto il mio futuro non sarà questo, io qua do solo una mano a mio padre, però spero che non muoia mai il mercato in Ortigia. Il problema è sempre dell'amministrazione, secondo me, anche perché ha poco interesse per quanto riguarda questo mercato, almeno così fa pensare. E poi c'è il problema della sicurezza. Ci sono gli abusivi e non mancano i borseggiatori. La richiesta degli operatori quindi è più controlli, ma soprattutto più attenzioni per questo mercato, non solo a parole. Ci risiamo, Trapani è di nuovo a secco con i serbatoi vuoti a causa di un guasto. Laura Spanò.
Uno squarcio provocato dalla ditta che sta eseguendo per conto di Sicilacqua i lavori per la realizzazione dell'acquedotto Marsala-Mazzara-Petrosino ad uno dei tubi della condotta che dai rilanci dei pozzi di Bresciana va ai serbatoi per poi andare alla distribuzione sta provocando serie disagi a Trapani e nei comuni serviti da Bresciana. In attesa della conclusione della riparazione prevista per venerdì sera, Sicilacqua si è attivata fornendo acqua da Montescuro. Purtroppo il mancato raggiungimento dei livelli minimi necessari ai serbatoi ha causato lo stop alla distribuzione prevista per oggi a Trapani. L'acqua proveniente da Montescuro, spiega il sindaco Giacomo Tranchida, fornita in via sostitutiva, si è rivelata insufficiente a coprire il fabbisogno del territorio. La distribuzione per il centro storico potrebbe riprendere in serata o domani. Tranchida raccomanda ai cittadini un uso parsimonioso e solo per usi domestici dell'acqua in questo momento di emergenza. Sempre più banconote false in circolazione in Sicilia, soprattutto i biglietti da 20 e 50 euro. Sentiamo Veronica Barbarino. Diminuiscono le banconote prodotte in Italia, ma aumentano i biglietti contraffatti. Accade anche in Sicilia e a lanciare l'allarme è il sindacato autonomo dei bancari, che mette in guardia cittadini ed esercenti dal rischio sempre più diffuso. I tagli preferiti dai falsari sono quelli da 20 e 50 euro di uso comune. Ma come proteggersi dalle falsificazioni? Le possiamo individuare semplicemente guardandole in controluce, noteremo questa linea nera e poi un'immagine rappresentata con una finestra accanto. Quindi questi sono i simboli più identificativi di un 20 euro vero. Non solo toccare, guardare e muovere, c'è chi usa anche dei rilevatori di banconote false. In questo caso noi usiamo il pennarello. Se il segno lo lascia scuro, la banconota è falsa. Se invece il segno sarà giallo trasparente, la banconota è valida. Le banconote false scoperte sono oltre 120.000, in aumento dunque rispetto agli anni scorsi. Un problema anche per il consumatore, che però ha tra gli strumenti a suo favore la possibilità di pagare attraverso l'utilizzo del POS. Qui non è mai successo, probabilmente perché molti dei nostri clienti utilizzano pagare con il POS. Sono utili accorgimenti per un messaggio chiaro: non abbassare la guardia. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo per andare a scoprire insieme il murale dedicato all'eroe d'Italia 90, Totò Schillaci. Inaugurato al villaggio Ceppe a Palermo il murale dedicato a Totò Schillaci, il quartiere dove è nato l'eroe d'Italia 90. Sentiamo Marco Gullà. Il CEP e Totò Schillaci, un legame unico, intenso e da ieri ormai eterno con il murale inaugurato che ritrae l'eroe d'Italia 90. Realizzato da Igor Scalissi Palminteri, Totò si affaccia sul campo da calcio del quartiere in cui l'ex stella, tra le altre di Messina e Juventus, oltre che naturalmente della nazionale, morto lo scorso 18 settembre, ha dato i primi tiri a un pallone. Totò sta guardando la sua di piazza. Totò ha giocato qui in questo campetto, ha dato i suoi primi calci, il suo primo calcio al pallone, si è distinto da tante persone ai tempi perché comunque sappiamo in che periodo difficile ha vissuto Totò. In questo spazio al CEP verrà realizzato un campo di calcio a 5 sotto lo sguardo di Schillaci. Poi verrà anche intitolata una strada al campione palermitano, come annunciato dal sindaco Roberto Lagalla. Ieri presente la famiglia e le istituzioni, anche il suo ex compagno Stefano Tacconi, che ha voluto ricordare Totò. Dovevamo rivederci a Montecatini, ha detto l'ex portiere. Lui voleva vedermi a tutti i costi, ma è morto pochi giorni prima. Il CEP che riparte dalle gesta del suo campione. Sia dei ragazzi del CEP che dei quartieri dintorno, sia di Palermo e non solo. Io spero che Totò sia una fonte di ispirazione, sia come persona che soprattutto come calciatore, perché Totò è stata una persona umilissima. A Vulcano, nelle Isole Eolie, riapre dopo 5 anni la Pozza dei Fanghi, un richiamo per i turisti. Francesco Triolo.
Dopo 5 anni sull'isola di Vulcano riapre la Pozza dei Fanghi. Era chiusa dal 2020 quando venne sequestrata dalla magistratura per illeciti edilizi che ora sono stati sanati. Insieme al cratere la pozza costituisce un richiamo per i turisti e una parte importante per l'economia isolana, tanto che questo ponte del 2 giugno sono state aumentate da parte di Liberty Lines le corse degli aliscafi. Tra gli interventi effettuati l'installazione di un sistema di monitoraggio ambientale con sensori e stazione meteo, la cartellonistica plurilingue, il potenziamento della videosorveglianza 24 ore su 24. Tra le principali prescrizioni non superare i tempi di immersione previsti, divieto di accesso a soggetti con patologie respiratorie e o ipotensione, divieto di avvicinamento alle fumarole o oltrepassamento delle delimitazioni di sicurezza. La riapertura della Pozza dei Fanghi è stata accolta con grande soddisfazione da parte di Federalberghi Isole Eolie. Per il presidente Cristian Del Bono rappresenta un segnale importante per tutta l'isola di Vulcano e per l'intero arcipelago eoliano, con tanto interesse suscitato da parte degli ospiti delle strutture ricettive. È un patrimonio naturale e termale unico, ricorda Del Bono, che torna finalmente accessibile in piena sicurezza grazie ad un lavoro sinergico tra enti, istituzioni e gestori. E nella puntata di Sicilia 24 Focus di oggi, dopo il TG, torneremo ad occuparci dell'Etna dopo l'eruzione dei giorni scorsi e le polemiche sulla presenza di turisti in prossimità proprio della nube ardente. Ospiti di Eva Spampinato, il direttore della Protezione Civile regionale Salvo Cocina, il sindaco di Belpasso Carlo Caputo e le guide turistiche del consorzio Etna Nord. La trasmissione è in onda dopo il TG alle 14:30 in streaming su siciliaweb.it. Inviate i vostri messaggi al 342 745 5005. Ci fermiamo ancora, c'è una pausa e poi torniamo per parlare del sogno svanito per la Trapani Shark. Siamo alla pagina sportiva con il basket, svanito il sogno scudetto per la Trapani Shark che ha perso anche gara 3. Franco Camarasano. Ci ha provato la Trapani Shark a fare l'impresa, ma non ci è riuscita. È finita 93-86 la gara 3 della semifinale scudetto, risultato che consegna alla Germania Brescia, che aveva vinto le 2 precedenti gare, la prima partecipazione della sua storia ad una finale per lo scudetto tricolore. La Trapani Shark ha disputato nel complesso una buona partita, più di una volta ha messo il naso avanti nel punteggio, ma le troppe palle perse, l'aver concesso ben 50 tiri liberi e la scarsa percentuale nel tiro da fuori ne hanno determinato l'uscita di scena. La delusione per l'esito della semifinale scudetto però non sminuisce i meriti della squadra granata, che da neopromossa è stata una delle protagoniste della Serie A1, chiudendo la stagione regolare al secondo posto in classifica alle spalle della Virtus Bologna. Finisce qui questa edizione, grazie per averci seguito. Vi lascio adesso al Sicilia 24 Focus con Eva Spampinato dedicato alla situazione sull'Etna. Grazie a tutti, un buon pomeriggio.